Buongiorno, ben ritrovati, edizione straordinaria e come al solito vi aggiorniamo su come sta andando questa fase 2. Siamo al terzo giorno, al termine del terzo giorno ed oggi il presidente Luca Zaia ha dato anche una notizia nella sua consueta conferenza stampa. Il governatore ha spiegato che il Veneto si affida ai 3.600 malati guariti dal coronavirus in regione per fare a tappeto gli esami sierologici e creare una grande banca del sangue. Siamo stati i primi col sierologico, è un progetto di alto valore scientifico che ha risvolti clinici. I dati dei primi 12 pazienti curati che saranno inviati all'Istituto Superiore di Sanità aggiunto hanno avuto esiti incoraggianti. Facciamo ora appello a quei pazienti guariti, al loro senso civico di donare volontariamente il sangue. Sulla differenza di opinioni tra gli scienziati, Zaia ha detto: al di là delle grandi teorie di tanti che non vanno neppure in ospedale, io mi fido di più di chi ha il paziente a fianco e lo sta curando. Per quanto riguarda invece i dati, ovviamente il bollettino è di questa mattina, stiamo attendendo ora il report di questa sera. Sono 36 i casi positivi in più rispetto a ieri sera, quindi 6.789 sono le persone che sono attualmente positive, 6.175 invece le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece le persone ricoverate in ospedale, 902, quindi meno 10 rispetto a ieri, 90 invece le persone in terapia intensiva, un dato che è rimasto invariato rispetto a ieri, 7 invece ancora i decessi. Questi sono dunque i dati, come avete sentito, insomma, fase 2 che è partita, sono ripartite anche le attività sportive e noi parliamo proprio di questo con l'assessore allo sport del comune di Padova, l'assessore Bonavina. Buon pomeriggio. Buongiorno a voi, buongiorno a voi. Dunque, siamo al terzo giorno di questa fase 2 e ripartite anche le attività sportive. Come sta andando lì a Padova? Ma siamo come tutti, siamo un po' in confusione, non eravamo pronti, avevamo tutti una gran voglia di ricominciare, però non ci aspettavamo di poter riprendere immediatamente. E questo purtroppo, secondo me, c'è stata mancanza di regia tra il governo e la regione e quindi ci sono stati dei provvedimenti che, anche se il governatore Zaia dice, e sono d'accordo con lui, di non essere andato assolutamente in contrasto con il DPCM, in realtà nella pratica sportiva delle differenze ci sono. E quindi devo dire che inizialmente, appena uscita l'ordinanza della Regione Veneto, c'è stata grande gioia da parte di tutte le associazioni sportive, perché in un secondo credevano di poter riaprire. Dopo, indipendentemente da quello che ogni federazione ha deciso, perché qua siamo nel marasma completo, cioè abbiamo un governo che fa dei decreti, una regione che fa delle ordinanze e poi abbiamo le federazioni sportive che dovrebbero fare dei protocolli per le riaperture in sicurezza degli impianti sportivi. E abbiamo carenze perché intanto non c'è una federazione che abbia detto: bene, la nostra federazione, qualunque essa sia, può riaprire il giorno X sulla base del DPCM o sulla base dell'ordinanza della Regione Veneto, può aprire il giorno X. No, nessuno lo dice, per cui è lasciato veramente alla libera interpretazione. Oggi come oggi le associazioni sportive che potrebbero sulla carta riaprire si scontrano con una difficoltà incredibile, che è quella dettata dalla riapertura, dai protocolli appunto per la riapertura in sicurezza degli impianti sportivi. Non c'è un'associazione sportiva che gestisce un impianto che è in grado di ottemperare a tutte le prescrizioni che sono state richieste. Quindi è evidente che tutti i provvedimenti, soprattutto governativi, sono tutti indirizzati al pensiero calcio. In realtà lo sport è tantissimo altro oltre al calcio, e allora, se è vero che il protocollo per la riapertura in sicurezza può essere valido per una grande società di Serie A e per consentire la ripresa del campionato di Serie A, apro una parentesi, assolutamente corretto che si stia facendo di tutto per cercare di far finire in sicurezza il campionato di calcio di Serie A. Lo ricordo sempre, oltre al mio passato calcistico, e quindi voglio dire, io amo il calcio ma amo lo sport,
e quindi prima di tutto viene la sicurezza. Ricordo anche che il mondo calcio dà qualcosa come 1,5 miliardi di tasse per le altre competizioni sportive, per gli altri sport, quindi voglio dire è molto importante il calcio, ma non possiamo pensare che tutto il resto del mondo sportivo possa uniformarsi alle direttive che sono state date alle società di calcio. Quindi mi scusi Assessore, ci sono tantissime società sportive ovviamente di altri sport che non sia il calcio, e lì a Padova oltretutto ne avete davvero tantissime, che potrebbero ripartire ma non possono ripartire perché non sono in grado di attuare i protocolli. Assolutamente sì, è corretto. Faccio un esempio per tutti. Il governatore Zaia, questo sì, in contrasto a quello che ha previsto dal DPCM, ha concesso l'apertura delle piscine. A Padova non ce n'è una che ha riaperto. Ho conoscenza che ci sia in funzione il Centro Tecnico Federale di Verona, perché si allena Federica Pellegrini. Le piscine, nonostante ci sia stata l'apertura del governatore, non ce n'è una che abbia riaperto. Ecco, quindi che cosa succederà a questo punto? Nel senso che hanno il via libera, però in realtà non ce lo hanno, nel senso che non possono aprire. Allora, io mi faccio così, anche immodestamente, portavoce di quelle che sono le richieste delle associazioni sportive. Allora, noi è pacifico che dobbiamo convivere con questo virus, ci sono dei dati positivi, ma credo che noi dovremo ritrovarci mercoledì o giovedì della prossima settimana, perché se la riapertura dell'attività lavorativa è stata di 2 giorni fa, si presuppone che i primi risultati, mi auguro che siano ancora positivi, ma se ci dovesse essere una ricaduta ce l'avremo fra 10 giorni e quindi i primi dati li potremo vedere mercoledì o giovedì. A quel punto potremo già fare un punto della situazione. Detto questo, le associazioni sportive vogliono chiarezza. È inutile che gli si dica puoi riaprire quando dopo ti chiedono la luna, perché vuol dire non far ripartire lo sport. Allora, con questo virus bisogna convivere, bisogna mettersi in testa che se vogliamo ripartire, dobbiamo ripartire anche dallo sport. Non possiamo permettere nemmeno lontanamente di chiedere a una società sportiva che gestisce un impianto di poter ottemperare a tutto quello che è previsto adesso nel protocollo per la riapertura degli impianti sportivi, perché è una presa in giro, è una presa in giro. E allora ci vuole chiarezza prima di tutto, e secondo in quello che è la condizione minima che un gestore di un impianto sportivo deve fare. Ecco, Assessore, quali sono gli sport, le società che hanno più difficoltà? Ma gli sport al chiuso, le palestre di fitness, impossibile. Cioè, immaginiamo che ci siano la ripresa delle attività al chiuso. In questo momento o mi porto i pesi e la macchina da casa e quindi faccio l'esercizio, oppure alla fine di ogni esercizio quella macchina va sanificata. Allora capiamo che è impossibile da questo punto di vista, è impossibile. Quindi ci vuole buon senso, fermo restando che la sicurezza di tutti gli sportivi, di tutti gli atleti va al primo posto, però dobbiamo anche cercare di trovare la strada per non fare lo specchietto delle allodole, ok, si può riprendere l'attività sportiva. Non è vero, oggi non è vero. Non si può riprendere. Le uniche attività che possono riprendere oggi sono le attività all'aperto, ipotizzo l'atletica leggera, ipotizzo quel tipo di attività che può essere gestito il distanziamento, per cui può essere utilizzato un impianto, ripeto, all'aperto, senza l'utilizzo degli spogliatoi, perché anche sugli spogliatoi c'è un mondo a parte, e quindi ci vuole chiarezza. Il mondo dello sport richiede in questo momento più di altre volte molta chiarezza. Quindi praticamente hanno ripreso insomma, l'attività solo le discipline che sono all'aperto, quindi. Ma certo, in questo momento al chiuso è praticamente impossibile iniziare un'attività, anche se in qualche modo nei meandri delle letture tra il DPCM e l'ordinanza 3, e dopo successivamente integrata da quella del 4 maggio del governatore della Regione Veneto,
qualche attività anche al chiuso sempre attività individuale, si potrebbe svolgere. Ecco, cosa sono venuti a chiederle, Assessore, i presidenti o comunque delle società sportive? Ma i presidenti mi chiedono lumi, mi chiedono le interpretazioni, mi chiedono ma io posso riaprire? Cioè, ripeto, se il nostro interlocutore è una società sportiva che fattura migliaia di milioni, è ovvio che è un certo tipo di interlocutore, ma è una su 1 milione, perché le altre 999.000 sono associazioni sportive che fanno lo sport in favore dei ragazzi e quindi non hanno le strutture, non hanno neanche la possibilità di adeguarsi a queste richieste. Quindi mi chiedono essenzialmente: ma io posso riaprire? Ma aggiungo una chicca in tutto questo. Anche nel mondo dello sport, se domani mattina riapre un'attività sportiva e c'è un caso positivo di Covid-19, quel tipo di malattia adesso è considerata infortunio sul lavoro. Infortunio sul lavoro vuol dire responsabilità penale da parte del gestore dell'impianto sportivo. Di fronte a questo è logico che nessuno pensa di poter aprire, se non ovviamente mantenendo il canone della sicurezza, perché non ne ha la possibilità. Mi scusi, Sore, il virus sembra insomma che ovviamente ci accompagnerà ancora per parecchio tempo, almeno fino al vaccino, quindi questa situazione bene o male insomma rimarrà così per molto tempo. Se i protocolli quindi non dovessero cambiare, cosa succederà per le società? Io sono certo che i protocolli cambieranno, sono certo che i protocolli cambieranno perché vorrebbe dire bloccare lo sport. E proviamo solo per un secondo a immaginare che i nostri ragazzi non sono più dentro un impianto sportivo, ma sono per strada. Cioè è la follia. E quindi io, siccome ritengo che con tutti i pro e contro, difetti, pregi e quant'altro, nessuno sia folle, io sono certo che i protocolli cambieranno perché bisogna capire questa situazione. Io l'ho detto in tutti i modi, continuo a dirlo oggi a lei e la ringrazio dell'invito, ma l'ho scritto anche a chi di dovere questa situazione. Mi auguro che anche tanti altri amministratori abbiano fatto questa cosa, perché, ripeto, per chi ha fatto un po' di sport e sa come funziona dentro un impianto sportivo, capisce che è impossibile. Questa è una situazione veramente intollerabile. Lei dice cambieranno i protocolli, ha una tempistica secondo lei quando potrebbe accadere questo? Io credo che mi verrebbe da dire ieri, cioè nel senso che deve essere fatta una cosa in questa settimana, assolutamente deve essere fatta, perché poi tra l'altro, ripeto, siccome ci sono degli spiragli tra il DPCM e l'ordinanza del governatore della Regione Veneto, come ho detto prima, per cui qualcuno potrebbe riaprire, in questo momento sta perdendo tempo. Quindi il 18 sicuramente, se non c'è uno stravolgimento, perché se non ci sono dei dati assolutamente in controtendenza, sicuramente verrà riaperto anche alle attività sportive di squadra e quindi ci si potrà allenare assieme. Se non è cambiato lo scenario, io credo che per quella data devono essere cambiati anche i protocolli. Ecco, vorrei fare anche l'ultima domanda. Se ovviamente nelle attività sportive, insomma, è difficile, soprattutto come diceva lei, le palestre, ma anche altre attività, insomma, parliamo di pallavolo, parliamo di altre attività, è difficile che ci sia un distanziamento tra le persone. Questo potrebbe creare qualche timore? È follia anche questa. Immaginare di Esatto, fare un allenamento di esatto. calcio, rugby, basket, pallavolo, mantenendo il distanziamento di 2 metri, ripeto, stiamo parlando del nulla, stiamo parlando del nulla. Stiamo facendo l'impossibile per cercare di mantenere in vita il campionato il campionato di calcio. Ripeto, non c'è solo il campionato di calcio e quindi quel famoso distanziamento sociale non potrà essere mantenuto né a livello di campionato di calcio né negli altri sport. Quindi anche su questo andrà fatta una riflessione.
E invece per quanto riguarda la fase 2, assessore lì a Padova, abbiamo visto che nell'ospedale ci sono stati qualche assembramento, qualche cosa insomma da aggiustare, ma come sta andando? Ma la fase 2, abbiamo vissuto 2 mesi allucinanti, no? In cui c'è stata, per motivi concreti, è stata violata il nostro diritto di libertà e ci siamo resi conto di cosa vuol dire diritti e doveri. Adesso siamo nella famosa fase 2, quando ce lo dicevano 10 giorni fa sembrava fosse la resurrezione di non so che cosa. In realtà la fase 2 è molto più difficile della fase 1, perché nella fase 1 paradossalmente si stava chiusi in casa, punto e fine. Adesso bisogna riprendere le nostre attività, qualunque esse siano, bisogna ricordarsi tutte le precauzioni che ci dicono essere indispensabili e bisogna riprendere la nostra attività e bisogna riprenderla con testa e quindi credo che sia difficile. A Padova devo dire che siamo stati, la nostra comunità è stata veramente molto, molto brava, molto disciplinata. Abbiamo passato 2 mesi chiusi in casa, non ci sono stati casi particolari e devo dire che anche come numero di contagiati, tutto sommato siamo riusciti a mantenerli entro dei limiti tollerabili. Adesso ci sono difficoltà che avranno tutti i comuni, ma tutta l'Italia, ma io credo che tutto il mondo avrà queste difficoltà, insomma, nella ripresa. Grazie, grazie davvero Assessore, grazie per averci spiegato. Effettivamente il problema dello sport sarà un problema, un nodo da risolvere quanto prima, perché sennò insomma veramente tutto il mondo sportivo rimane fermo, paralizzato, soprattutto parliamo delle società sportive, quelle più piccole ovviamente. Mi piacerebbe che da questa situazione drammatica lo sport, e io sono convinto che sarà così, lo sport dovrà essere quello strumento, quel mezzo per poter riprendere la nostra attività. Io ho la ferma convinzione che sport e cultura siano due elementi imprescindibili nella nostra vita sociale e mi auguro che tutti quanti si rendano conto che senza lo sport e senza la cultura non ci sarà mai una ripresa. Quindi io penso che chi di dovere deve mettersi in testa che questi sono due elementi fondamentali. Grazie, grazie davvero Assessore, grazie per aver accettato l'invito. Grazie a voi. Grazie, grazie e Grazie, arrivederci. buona serata. Arrivederci. Grazie. Grazie. Dunque avete sentito ovviamente anche per il mondo sportivo è un problema molto grosso perché i protocolli sono protocolli importanti e come avete sentito insomma difficilmente le società sportive in questo momento possono attuarli, quindi sono in attesa di capire che cosa accadrà da qua ai prossimi 10 giorni di questa fase 2. Ed è arrivato invece anche il bollettino, ve l'avevamo annunciato, il bollettino serale, quello delle persone contagiate, sono 53 le persone in più rispetto a questa mattina e sono 6.739 le persone attualmente positive nella nostra regione, mentre sono 6.175 le persone in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece i ricoveri in ospedale sono 890, meno 12 rispetto a questa mattina ed anche una diminuzione nelle terapie intensive, sono 89, mentre ci sono ancora 8 decessi. E questi sono i dati di questa sera. Non so se abbiamo un collegamento con Alex Barattin, ancora no, quindi andiamo avanti con la nostra edizione e questa mattina è stata anche una giornata di proteste a Venezia, una protesta nel centro storico con replica del battimane sul ponte del Rialto. A metterla in scena sono stati i marinai che lavorano sui vaporetti dell'azienda di trasporto, a CTV contro la diminuzione delle corse e dei passeggeri legata alle misure di sicurezza a causa del coronavirus. Rispettando le misure di sicurezza, i manifestanti hanno sfilato davanti a Ca' Farsetti, sede del municipio lagunare, poi sempre a 1 metro di distanza l'uno con l'altro hanno percorso il ponte e hanno battuto le mani a ritmo. Oltre alle critiche al piano aziendale di riduzione delle corse, i dipendenti ACTV lamentano il rischio di aggressioni da parte dei passeggeri ed il ricorso massiccio alla cassa integrazione
integrazione a fronte di un servizio ritenuto essenziale per la popolazione lagunare. Invece una buona notizia che arriva da Treviso, la leggiamo insieme perché oggi è una giornata molto importante per il San Camillo, l'ospedale di Treviso, la struttura ospedaliera trevigiana, per tutto il personale e per la comunità religiosa. Siamo comunicati, dice, che dal reparto dedicato al Covid Hospital sono stati dimessi tutti i degenti e pertanto in struttura in questo momento non vi sono più degenti positivi al Covid-19. Prontamente sono iniziate le attività per sanificare i locali, assicurando così all'utenza che dovrà accedere al reparto interessato un rientro in totale sicurezza. E vi facciamo vedere, ecco qua, il post che hanno postato appunto su Facebook oggi. Ed oggi oggi si è parlato anche di questa riapertura, di questa trattativa tra Regione e Governo, e sentiamo che cosa ha detto il sottosegretario all'economia Baretta. Le posizioni sembrano avvicinarsi giorno dopo giorno, complice probabilmente l'andamento della curva epidemiologica. Del resto i colonnelli del PD in terra veneta, i sottosegretari Achille Variati e Pierpaolo Baretta, lo hanno detto fin da subito: ok alla riapertura, ma l'ultima parola spetta alla scienza. Lo stesso Zaia nel punto stampa odierno ha ribadito la volontà di collaborare, nessuna fuga in avanti, pare di capire, almeno al momento. Regione e governo quindi sono al lavoro. Io penso che quindi è una trattativa giusta, necessaria. Bene che sia fatta insieme, che non ci siano stop and go, passi in avanti, passi indietro autonomi. Sono fiducioso che si possa fare un percorso guidato. Due i punti principali attualmente sul tavolo. Le risposte arrivano di giorno in giorno, non ci sono date magiche. Certo, i due problemi principali che noi abbiamo sono: che risposta diamo al commercio, quanto possiamo anticipare al massimo l'apertura del commercio, intendendo negozi eccetera, compreso in questo senso anche la parte dei servizi alla persona, e l'altro, che per il nostro territorio è altrettanto importante, quando possiamo aprire le spiagge e la stagione balneare. Altro fronte caldo, quello del decreto maggio, 55 miliardi di euro, provvedimento che finalmente dovrebbe vedere la luce entro il fine settimana. Penso stiamo realisticamente, si può dire che in settimana ce la facciamo. C'è un'ipotesi anche di domani sera, ma insomma non stiamo a fare promesse, l'importante è che lo si faccia bene, lo si faccia in questi giorni, in modo tale che poi, diciamo, dalla settimana prossima sia operativo e possa risolvere una parte dei problemi difficili che abbiamo. Dunque queste le parole di Baretta, e vi avevamo appunto anticipato prima di questa fase 2, e questa mattina c'è stato qualche problema a Padova, visite di pazienti senza Covid-19 con code e anche assembramenti in aumento all'azienda ospedaliera di Padova, che annuncia più controlli proprio per evitare problemi nel seguito alla ripresa delle attività ordinarie. Il direttore sanitario Daniele Donato ha spiegato che nel giro di una settimana l'ospedale è salito da 1.000 ricoveri a 1.300, da 1.800 prestazioni ambulatoriali a 3.850 e da 180 interventi in sala operatoria a 200. In compenso la direzione ha fatto ridurre gli accessi da 11 a 5, con il personale che misura la temperatura, controlla le mascherine e fa lavare le mani. In questi giorni si sono formate code e assembramenti, dice in coincidenza con l'orario di visita. Afferma Donato: stiamo valutando altri interventi e daremo indicazioni diverse per scaglionare gli accessi ai reparti. Ovviamente è tornata anche l'attività negli ospedali e quindi ovviamente questo problema poteva esserci, e effettivamente adesso si dovrà pensare un po' agli accessi diversi. E per quanto riguarda invece la maturità, il ministro Azzolina oggi ha dato altre novità. I primi dati, dice, a brevissimo sarà pubblicata l'ordinanza relativa agli esami di Stato. Questo è importante perché davvero manca poco ormai agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione per quest'anno scolastico, la cui sessione avrà inizio il 17 di giugno con lo svolgimento di colloqui della durata massima di circa
un'ora in presenza, senza che comunque sia messa a repentaglio la massima sicurezza per tutte le persone coinvolte. Lo ha detto quindi oggi proprio la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Stiamo lavorando a specifici protocolli insieme alle forze sociali. La prova si svolgerà davanti ad una commissione composta da membri interni, da un presidente esterno, lo aveva questo già comunicato anche nelle settimane scorse, in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio, ha aggiunto la Ministra. Per quanto riguarda la prova sempre dell'esame di maturità, potrà valere fino a 40 punti, mentre il peso dei crediti complessivi sarà ricalibrato fino ad un massimo di 60 punti. Resta ferma, dice, la necessità di raggiungere almeno il punteggio minimo di 60 su 100 per conseguire il diploma. Lo ha detto appunto sempre la Ministra Azzolina. I candidati esporranno anche le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, e saranno accertate le conoscenze relative a cittadinanza e Costituzione, ha fatto infine sapere sempre la Ministra. Ed ora invece ci spostiamo scusate, a Padova, dove a Cittadella c'è stato un flash mob. Non so se la regia riesce a far vedere. Ecco, un flash mob, vediamo insieme. Sindaci, provincia, protezione civile e forze dell'ordine, tutti uniti a distanza di sicurezza naturalmente, per ringraziare gli eroi in camice bianco che da mesi combattono il coronavirus. È andato in scena davanti all'ospedale di Cittadella un flash mob con applausi, striscioni e sirene spiegate, per dire grazie ancora una volta a medici, infermieri e operatori sanitari che lottano contro un nemico invisibile. La gratitudine del territorio è stata testimoniata dai sindaci dell'Alta Padovana, dal vicepresidente della provincia Vincenzo Gottardo e dal personale della polizia locale assieme ai volontari della protezione civile. E rimaniamo a Padova perché sono quasi completati anche i tamponi ai volontari della protezione civile padovana. Sentiamo com'è andata. Si sta avviando verso la conclusione lo screening con i tamponi sui volontari della protezione civile impegnati fin dai primi giorni dell'emergenza coronavirus. Più di 1200 sono gli operatori controllati, grazie alla sinergia tra provincia ed azienda ospedaliera di Padova. Fortunatamente tutti i tamponi fatti fino ad ora risultano negativi, segno che le protezioni utilizzate anche nel momento più acuto di questa emergenza sono servite. Sta andando molto bene, i volontari della provincia impegnati nell'emergenza sono poco più di 1600, per cui tutti si stanno sottoponendo ovviamente al tampone. Abbiamo raggiunto circa i 3/4 dei volontari. La notizia bella è ovviamente che tutto si sta svolgendo secondo il calendario previsto, ma la notizia ancora più bella è che fortunatamente ad oggi nessuno dei volontari è stato contagiato da coronavirus, e per cui tutti i tamponi sono risultati negativi. Bene, ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi torneremo in studio. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione straordinaria, sono le 18:01. E parliamo anche di quanto sta dicendo adesso il Premier Conte. Dice: con il piano del Ministro della Salute e con le informazioni che regioni ed enti locali dovranno mandare giornalmente, siamo nelle condizioni di un piano che ci consenta di tenere sotto controllo la curva del contagio anche a livello territorialmente molto circoscritto. L'ha detto il Premier Conte a quanto si apprende nell'incontro che si è concluso da poco. Vedo sullo schermo in questo momento Alex Barattini, che è delegato del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi. Buonasera. Buonasera a tutti quanti. Buonasera, siamo riusciti a collegarci finalmente. Sì, dopo qualche piccolo problema siamo qui in linea. Senta, adesso si può tornare in montagna. Quali sono le vostre preoccupazioni maggiori in questo momento? Le precauzioni maggiori, le preoccupazioni sono sempre le solite, alle quali si vanno a sommare le problematiche che abbiamo in questi giorni, quindi le problematiche dovute al Covid-19. Quindi dopo un periodo di inattività abbastanza lungo, quindi 2 o 3 mesi che siamo rimasti a casa, dobbiamo fare attenzione al nostro stato fisico innanzitutto, e quindi programmare quelle gite che andiamo a fare in modo accurato.
facendo attenzione che l'avvicinamento all'ambiente alpino deve essere fatto con rispetto e soprattutto nella conformità delle regole che ci sono state date in questi giorni. Quindi non stare troppo vicini e soprattutto mantenere quelle distanze sociali che ci permettono di essere in sicurezza anche in ambiente esterno. Non diamo per scontato che all'esterno, quindi in ambiente montano, il rischio non ci sia. Il rischio c'è sempre e soprattutto bisogna fare attenzione ai pericoli oggettivi che ci sono sempre e ci saranno sempre in montagna, quindi va affrontata con rispetto. Ecco, fino ad ora insomma era tutto bloccato, quindi non c'era ovviamente movimento, adesso si torna a fare le passeggiate, insomma le distanze non dovrebbero essere un problema ovviamente per la montagna, però ci sarà sempre il problema mascherine e quant'altro insomma. Diciamo che le problematiche dovute all'avere con sé una dotazione tecnica e di sicurezza, quello è implicito, lo dobbiamo avere all'interno del nostro zaino, oltre ad avere una piccola dotazione di mascherina e guanti a seguito o igienizzante e magari un doppione da tenere nello zaino. Non si sa mai che durante il nostro percorso, la nostra gita, qualcuno abbia bisogno di un nostro supporto, quindi avere l'attenzione di avere un qualcosa in più all'interno del nostro zaino. Un mini kit di aiuto, non solo per noi, ma pensiamo anche a un'eventuale famiglia o persona che potrebbe aver bisogno in montagna. Quindi facciamo sempre attenzione al poter aiutare gli altri, perché in questo momento un intervento in montagna si complica ulteriormente. Il soccorso alpino si sta adoperando per eseguire gli interventi nel migliore dei modi, con la tempestività di sempre. Naturalmente le procedure che abbiamo in atto in questo momento fanno sì che la preparazione tecnica e vestizione del nostro personale naturalmente allunga un po' l'intervento, ma questo è inevitabile per avere la sicurezza di tutti gli operatori. Ecco, mi aveva anticipato, la cosa che volevo chiedere è questo: che cosa cambia rispetto a prima per voi come soccorritori? Ma rispetto a prima cambia completamente l'approccio alla persona infortunata o anche in lesa che può aver bisogno di aiuto, no? Non sempre si soccorrono persone che stanno male, magari si possono avere svariati problemi di orientamento, di malessere anche generale, no? Quindi dobbiamo intervenire col sospetto che la persona che stiamo aiutando abbia o sia un probabile contagio. Quindi oltre che avere l'attenzione verso la persona, dobbiamo anche avere l'attenzione verso di noi, quindi un'autoprotezione nostra e soprattutto nei confronti di chi andiamo ad aiutare. Quindi le dotazioni sono quelle di avere la mascherina, i guanti, il doppio guanto e in certi casi specifici avere anche quelle dotazioni ulteriori, quindi dei camici che ci permettono di intervenire sulla persona infortunata con la sicurezza che bisogna avere in questo periodo. Ecco, dopo 2 mesi di isolamento per tutte le persone, molti dicono al mare non andiamo perché non si capisce che cosa accadrà, vi aspettate un afflusso sicuramente maggiore in montagna? Beh, in questi giorni ci stiamo pensando, abbiamo fatto delle riunioni con la Casa Comune, vi ricordo che la Casa Comune è composta da CAI e Soccorso Alpino e Guide Alpine del Veneto, abbiamo fatto delle valutazioni. Sicuramente l'approccio alla montagna sarà una delle mete, pensiamo da qui ai prossimi mesi, molto gettonata e quindi ci aspettiamo una forte affluenza di persone nel nostro territorio e da qui stiamo adottando tutte quelle precauzioni per riuscire a far fronte a quelle persone che ci vengono a trovare e a vedere le nostre bellissime vallate. Ricordo sempre di fare l'attenzione massima sulla valutazione della gita, sulla valutazione del meteo, sul raggiungimento della meta che comunque deve essere fatto in conformità ai DPCM e alle ordinanze che sono state emesse. Non dimentichiamo che abbiamo delle regole, le dobbiamo rispettare nel migliore dei modi, soprattutto per la salvaguardia non soltanto nostra ma dell'incolumità di tutti. Le regole ci sono state date perché non dobbiamo far diffondere questo virus, che è una delle cose che alle volte non si capisce, no? Perché è un nemico nascosto, però dobbiamo avere sempre l'attenzione perché questo non vada ad aumentare, che poi si ferma tutto di nuovo, perché non abbiamo finito questa fase di criticità. C'è ancora
e qui voglio ricordare che la voglia di andare in montagna non deve spingere a bypassare determinati passaggi. Dobbiamo ricordarci che siamo in montagna, i rischi ci sono, ci saranno sempre, e quindi dobbiamo avere l'attenzione massima che avevamo prima di questa pandemia, perché la gita deve essere un divertimento e il nostro territorio è uno dei luoghi fantastici che ci sono in Italia e nel mondo, e quindi lo dobbiamo rispettare innanzitutto e frequentare con grano salis, quindi con attenzione. Ecco, ovviamente Maglie, i ristoranti è ancora tutto chiuso, quando riaprirà insomma sicuramente ci sarà diversa gente che verrà lì. Ecco, questo è l'altro tema molto dibattuto in questo momento, no? L'apertura dei rifugi, i rifugi e i bivacchi. Rifugio per antonomasia, anche per toponomastica, è quel punto di ritrovo dove a fine gita o durante la gita ci troviamo a ristorarci, oppure come punto di riferimento in caso di necessità. Sicuramente la riapertura avrà delle conseguenze economiche e logistiche per i rifugisti e per i gestori dei rifugi. Crediamo e lo diciamo con forza che le strutture devono rimanere un punto di riferimento, e quindi bisogna aiutare i nostri valligiani, i nostri rifugisti, i gestori, perché questo debba essere mantenuto, perché ipotizzare la chiusura dei rifugi o dei bivacchi significa un punto di sicurezza veramente che viene a mancare, sarebbe un problema per tutti. Pensiamo solo, volevo ricordare, alla ricarica del telefono, piuttosto che la possibilità di bere un sorso d'acqua o di fare una chiamata di soccorso, no? In montagna non sempre il telefonino funziona, e quindi i rifugi sono quel punto di riferimento essenziale e fondamentale per una chiamata di soccorso. Voi avete avuto qualche sentore, qualcosa di una tempistica di riapertura proprio dei rifugi? No, al momento no, però i rifugi, il CAI e i gestori si stanno adoperando perché questo avvenga nel migliore dei modi, con le dovute precauzioni. Sicuramente le imposizioni che ci sono in questo momento di avere un distanziamento sociale, un conto è avere un locale in un'area antropizzata dove gli spazi sono di un certo tipo. In montagna è tutto finalizzato a ottimizzare gli spazi. Capite che far lavorare un rifugio a un terzo della capienza a livello economico per il gestore diventa un grande problema, perché i costi sono altissimi e non introitando quei 2/3 diventa difficile l'apertura e il mantenimento della struttura nel tempo. Fra l'altro, insomma, già la stagione invernale, insomma, è stata catastrofica per molti. Quella, insomma, tutti si aspettano, insomma, di avere una stagione estiva, insomma, perlomeno che possa in qualche maniera dare un respiro di sollievo, insomma. Sicuramente sì, noi siamo convinti che un comportamento corretto da parte di tutti si possa frequentare la montagna e le varie strutture in modo corretto, e questo deve avvenire con la collaborazione di tutti gli utenti, no? Se tutti facciamo un po' di ammenda e quindi facciamo un passo indietro e frequentiamo in modo accurato e con le distanze e con le dotazioni tecniche, siamo convinti che si potrà fare con la sicurezza, perché questo contagio non si moltiplichi ancora. Ecco, vogliamo solo dare qualche consiglio a chi decide di venire da adesso in poi in montagna? Allora, i consigli sono la primavera che abbiamo in questo momento determina che in quota c'è ancora della neve. Dai 1800 metri in su troviamo della neve nei canaloni, anche esposti a sud, non solo nella parte a nord, quindi avere al seguito, per chi fa determinate gite, le dotazioni tecniche di riferimento, quindi ramponi, piccozze. Naturalmente in questo periodo noi consigliamo delle gite un po' più facili, che permettano un avvicinamento all'ambiente alpino in modo graduale. L'inattività di 2 o 3 mesi fa sì che il nostro fisico non sia più abituato agli sforzi di prima, quindi le prime gite devono essere fatte con gradualità. E fate attenzione all'andare sempre in compagnia,
chi può uscire naturalmente in autonomia e da solo lo può fare, secondo noi, nelle strade silvopastorali dove il rischio che succeda qualcosa sia molto basso. Quindi le gite in alta quota facciamole sempre in compagnia, con la dotazione tecnica adeguata e con il distanziamento sociale che ci è imposto oggi dalle ordinanze e dai DPCM. Grazie davvero per questi consigli. Sicuramente le persone staranno già organizzandosi, perché insomma la montagna sembra che sia diventata insomma una meta preferita in questo momento, tornare un po' all'aria aperta. Grazie a voi della disponibilità di questo spazio. Grazie a voi. Grazie a lei. Grazie, buon lavoro. Anche a voi, buon lavoro, grazie mille. Bene, io vedo già in collegamento con noi Adriano Carbonic, che è un artigiano di Venezia. Una delle categorie, buonasera, una delle categorie che è insomma stata più colpita, che è tuttora insomma in gravissima difficoltà. Abbiamo visto diverse manifestazioni, diverse iniziative, flash mob, insomma in tutta la regione. Insomma, situazione difficile davvero, ancora si sta provando ad un accordo adesso con il governo per una riapertura. Ecco, io vi faccio presente che io rappresento le partite IVA in questo momento e specialmente quelli che stanno affittando i negozi, piccoli negozietti che sono su posizioni eccezionali qua a Venezia, ma in questa occasione sono retrocessi a essere dei semplici magazzini. In questa situazione noi abbiamo creato un gruppo che promuove una certa linea per cercare di superare questo momento. E sì, la situazione per noi fondamentale sarebbe di accordarci con i locatari. Per salvarci qua dobbiamo pensare che gli affitti molto cari adesso, questi piccoli negozietti sono diventati bellissimi ma sono retrocessi a magazzini. Se riusciamo a accordarci con i locatori comprensivi, la cosa ideale sarebbe portare a un settimo d'affitto, perché veramente non incassando nulla siamo in condizioni in pochi mesi di crollare. Non abbiamo sostegno del governo, non è certo. Lei è un artigiano, sì. Insomma, questi 2 mesi come li ha vissuti? Allora, l'incasso è pari a 0, i costi sono altissimi qua. Sono un artigiano nell'ambito dell'oreficeria, io ho un'esperienza di 30 anni, più di 30 anni, imparato da mio padre. E in questi ultimi 4 anni sono diventato anche un artigiano vetraio, perché ho dovuto ampliare le possibilità di fare un po' di guadagno che nell'uno o nell'altro ci dà abbastanza soddisfazione. La situazione è proprio terribile perché ci troviamo da un momento all'altro che le nostre attività sono a incasso 0. Quello è una condizione che non si riesce a sostenere con i costi qua a Venezia. Il fatto la possibilità insomma di poter riaprire prima dei primi di giugno sembra insomma che ci sia questo accordo, insomma una trattativa tra la regione e il governo di poter far riaprire insomma tutti quanti commercianti e artigiani insomma prima di quella data. Lei che cosa pensa? Allora, l'apertura è insignificante quando succederà, perché qua si parla che andremo a marzo del 2021 per riattivare un po' di economia. Sinceramente qua si deve fare i conti che l'economy virus non finirà a fine emergenza, ma proseguirà per molto tempo. Venezia è vuota, non ci sono più turisti. Cosa si fa? Se non c'è il turismo qua che ci dà il pane, qua siamo destinati a chiudere tutte le aziende. Ecco, quindi allora, lei dice nonostante la riapertura, se manca il turismo comunque per noi diventa comunque impossibile andare avanti. Certo. Per questo io chiedo la collaborazione dei locatari che diano anche loro un sostegno per non far morire questa città. Siamo tutte le aziende veneziane hanno radici storiche, siamo importanti per Venezia, per la nostra clientela affezionata. Se troviamo un accordo con i locatari, e questo è un punto che abbiamo messo assieme tra amici e gruppo, siamo stati un gruppo e siamo diventati amici.
un settimo, un decimo dell'affitto per 12 mesi. Questa sarebbe una condizione che ci fa sostenere. In questo momento la legge ci darebbe la possibilità di non pagare nulla, però capiamo anche la posizione dei locatari e magari un settimo, un decimo potrebbero farselo bastare. Io ho preso 600 euro e ho 4 persone in famiglia da mantenere, 4/5. Allora, se noi riusciamo a avere questa comprensione dai locatari, per 12 mesi ci mettiamo tranquilli, diamo l'indispensabile per poter proseguire, poter mangiare, perché qui il problema è poter mangiare, non è questione di andare in vacanza in montagna alle Maldive. Allora, poi a seguire questi 12 mesi si dovrebbe cominciare a capire il turismo che arriva, e qua nel momento che c'è un 50% del turismo, allora possiamo ragionare che cominciamo a alzare questo costo delle aziende. Ci sono, mi scusi, ci sono lì a Venezia sì. artigiani o commercianti, piccoli commercianti insomma, che hanno deciso invece di non riaprire? Sicuramente, io ho una bella quantità di conoscenti che si sono arresi e qua il destino è di cambiare totalmente la città, di farla diventare una Gardaland che avrà tutti i negozi uguali, stesse cose, non ci sarà più il salumaio, non ci sarà più il fruttivendolo, cambierà completamente. Qui bisogna decidere se vogliamo una Venezia di plastica o una Venezia meravigliosa come abbiamo visto sul video di Zucchero Fornaciari. Quella è Venezia. Dobbiamo mantenere le tradizionali attività che ci sono, qua dobbiamo veramente fare uno sforzo, anche il governo deve pensarci a questa cosa, perché Venezia non deve essere un pezzo di plastica. Se ne sono già venduti tonnellate di plastica qua e io non sopporto, perché io sono per l'ecologia, e che da Cina mi arrivi tonnellate di plastica non ce la faccio più. Senta, abbiamo visto che oggi c'è stata anche la manifestazione del personale dei vaporetti, della CTV, insomma ci sono delle problematiche ovviamente perché il riavvio di tutto questo sistema sicuramente non è semplice, ma il fatto adesso che insomma hanno riaperto degli uffici, inizia un po' la movimentazione anche a Venezia oppure no? Non serve a nulla. Qui la Venezia è chiusa, è in lutto, non si riesce a produrre un euro. 2 mesi dove il mio registro dei corrispettivi fa 0. Adesso, quando è che arriva il mio cliente veneziano verrà, mi sostiene, ma per tutti noi abbiamo un buco enorme, la mancanza di turisti. Dobbiamo ricreare una Venezia sicura. Il distanziamento sociale è un problema gravissimo, vuol dire distruggere un sacco di aziende. Non è che non dico, non vado contro il distanziamento, ma veramente è che in quel modo là dobbiamo stare su una palla di vetro asettica e non è possibile, Dobbiamo sperare che cose cambiano e possiamo essere liberi di anche non portare una mascherina, perché dobbiamo rendere un ambiente sicuro anche per il turista. Il turista deve venire su una città felice, non su una città in sacchetto sterile. Sicuramente i dispositivi purtroppo saranno obbligatori ancora per diverso tempo per evitare un aumento del contagio, però voi avete anche negozi che sono piccoli insomma a Venezia, soprattutto nel centro storico. Non è facile attrezzarsi in questo momento? Il cliente che arriva con la mascherina e i guanti già preserva la sua salute, quindi può entrare tranquillamente, ognuno fa per sé il proprio metodo di sostenere, di stare in salute. Io sicuramente posso aiutare, ma temo che un turista che arriva a Venezia vorrebbe trovare una città dove si siede in ristorante e ha il piacere di stare seduto in ristorante. Mi auguro che in queste prossime settimane si veda un netto cambiamento del contagio, di tutte queste cose qua. Si spera insomma che continui questa curva insomma, che sta andando bene dei contagi, quindi si spera che continui così e che si possa tornare piano piano alla normalità tutti quanti, non solo Venezia ovviamente, tutti quanti.
Io chiederei però Sì. che ci fosse chiarezza. Dobbiamo sapere esattamente com'è questa situazione, perché qua ci sono numeri sopra numeri che non sono chiari. Nessuno è in grado di prendere una posizione. Anche il fatto di questo governo ci aiuta, non ci aiuta, dobbiamo arrangiarci. Volevo fare un appunto Sì. piccolissimo, 2 secondi. Allora, Sì. noi arriviamo dal 12 novembre, l'acqua grande. Noi veneziani siamo riusciti a sopportare un colpo che pochi sarebbero riusciti a fare. 1 metro di acqua dentro un negozio vuol dire distruggere il negozio e noi ci siamo rimboccato le maniche. Non abbiamo tolto un euro ai nostri locatari e 10 volte siamo stati colpiti, in altre 10 volte da ondate. La più alta è stata 1,87 m, vuol dire che tutti i negozi avevano 1 metro di acqua dentro la loro attività. Sì. Ci siamo rimboccate le maniche, abbiamo combattuto questa cosa. E purtroppo poi è arrivato anche la pandemia. Ci rendiamo... Sì, quindi dovete pensare che sforzo abbiamo fatto arrivare a febbraio, aspettare il carnevale che era la partenza dell'economia qua a Venezia, no? Perché il Natale non esiste più. Arrivare alla pandemia è stato un colpo di grazia. Qua se non c'è un vero sostegno, Venezia viene distrutta. Perdiamo tutto. Io la ringrazio perché siamo in chiusura, la ringrazio, abbiamo capito effettivamente. Dobbiamo cercare di non regalare a qualcuno che viene da fuori, agli stranieri, perché noi dobbiamo avere una bella quantità di veneziani che lavorano. Venezia è multietnica, non ha mai lasciato fuori turchi, greci, albanesi, tutti hanno lavorato a Venezia nei secoli. Continuiamo però che siano controllati. Grazie davvero, grazie per essere stato con noi e per averci spiegato insomma il punto di vista adesso vostro, che ovviamente è di una categoria davvero in difficoltà. Siamo arrivati al termine e quindi io vi ringrazio per averci seguito e buona serata.